festa abbia inizio. E che se sono i figli? La mamma ti aspetta i figli, a da portano un mese. E loro non possono aspettare un minuto. 5 veramente? E allora, siccome tu ti ostini a rifiutare una persona che stia in casa e che ti assista giorno e notte... Ma un'estranea! Un'estranea! Una mercenaria! Una che ti cura soltanto perché ha fame, capite? E mangi il doppio, mangi il triplo, perché è tutto compreso nello stipendio. E quando mi cucinate, non sprecate un cazzo, vai. Mi sono messo comodo per godermi il numero. Ah, e non ti preoccupare, il numero non ci sarà. Nell'età in cui potevi, anzi no, in cui dovevi, credi di aver fatto tutto quanto necessario per avviarmi a quello che tu chiami godersi la vita? Perché dovevo sbagliare? E me lo chiedi. Ma se tu hai affrontato la tua intera esistenza, se tu hai investito il tuo ruolo di madre a una sorta di crociata contro il sesso. Ero così felice che non sono mai stata così felice, manca quando sei nato tu. È la verità. Io se chiudo gli occhi posso sentire le opere tutte intere, dall'inizio alla fine. E chi sta meglio di me? Mamma, tu sei una disperata. E no, figlio mio, o disperato. Per piangere il tuo rifiuto del mio amor che non tornerà. Ma non ti servirà più a niente, non ti servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà.